né di dover replicare per una seconda tranche dell'incontro. Siamo qui per presentare Sardegna Possibile. Sardegna Possibile, come sapete, è la coalizione che ha candidato Michela Murgia alla presidenza della regione per le prossime elezioni. È una coalizione che è formata da due anime, un'anima indipendentista rappresentata proprio da Progress, da Progetto Repubblica, e un'anima civica che viene espressa tramite due liste civiche, una lista proprio civica pura e una lista di amministratori del territorio che si sono messi a disposizione di questo progetto e che di loro spontanea iniziativa hanno deciso di voler collaborare con questo progetto di Sardegna Possibile. Vi rielenco molto brevemente coloro che interverranno. Prego tutti di mantenersi all'interno di un minuto. Diamo un minuto a testa, tranne che a Michela, ovviamente. Interverrà Romina Congera, che è la coordinatrice proprio della lista civica pura di cui vi ho appena parlato. Interverrà Valentina Sanna, che è la coordinatrice della lista degli amministratori. Interverrà il segretario di Progress Franco Contu e anche uno dei due presidenti di Progress, Sandro Chiani, l'altro presidente è Federica Pala. Poi interverrà il coordinatore dei comitati, Federica Serra Pala. Poi interverrà Filippo Scalas, che è il coordinatore dei comitati d'azione politica, cioè tutti quei comitati territoriali che agiranno proprio durante la campagna elettorale, con cui tutti voi che volete magari contribuire a questo progetto vi troverete direttamente a confrontarvi. E poi ovviamente interverrà Michela Murgia. Cedo subito la parola a Romina Congera. Salite insieme. Tutti insieme, ok. Abbiamo pensato di salire tutti e quattro assieme, perché prima, quando la sala era piena, abbiamo fatto alzare 50 persone per sedersi sul palco in modo da permettere a quelli che erano fuori di potersi sedere. E questa cosa, come dire, ha reso tutto più... ha rappresentato visivamente l'idea di comunità politica pensante che volevamo trasmettere. Non vogliamo che ciascuno di noi salga solo sul palco davanti a voi, vogliamo parlare assieme perché ci leggiate come siamo, cioè un patto tra sensibilità differenti per obiettivi comuni. Romina è la prima che prende la parola come responsabile della lista civica. Sardegna Possibile è una coalizione che ha 3 liste per rappresentare 2 anime. Una è la lista di Progress, una lista indipendentista, una è una lista civica che raccoglie le sensibilità di persone che non sono indipendentiste ma vogliono impegnarsi all'interno di un patto comune, in un programma condiviso, e una è una lista di amministratori, di sindaci, i molti sindaci che si sono avvicinati in questi mesi e quelli che ancora si stanno avvicinando in questi giorni. Questo è il progetto, diciamo, nella sua struttura. Ciascuno di noi appunto ve lo presenterà stasera in maniera sintetica, perché non soffriate ulteriormente rispetto all'attesa che avete dovuto patire all'esterno. Allora, inizio io appunto in, diciamo così, rappresentanza della lista civica della coalizione di Sardegna Possibile. La lista civica è l'altro elemento, diciamo, costituente la coalizione. Una coalizione che oltre ad avere la sua anima fondatrice in Progress con l'indicazione di Michela, ha anche il supporto di persone che come me non sono indipendentiste ma che hanno assolutamente a cuore il bene e l'interesse della Sardegna e che quindi ritengono che attraverso questo gruppo così bello, eterogeneo di persone, di competenze, di anime, di passioni possa mettersi a lavorare a supporto della candidatura di Michela e poter realizzare un programma e un progetto che ponga le basi per un miglioramento forte della nostra società, caratterizzata da un sacco di drammi. Non è il caso che ce lo stiamo qui a dire. Riteniamo però che con la collaborazione e senza soprattutto essere teleguidati
senza avere indicazioni che provengono da apparati che decidono che cosa fare. Per noi questa sia la soluzione migliore per poter avere un programma degno di essere chiamato tale per far progredire la nostra isola. Quindi auguri a Sardegna Possibile, auguri a tutti noi, a tutte noi che cercheremo di realizzare questo progetto. Allora, cercherò di condensare in un minuto le cose importanti da dire. La lista che io rappresento e nella quale sarò candidata a Cagliari si chiama Comunidades ed è appunto una lista che è composta in gran parte da sindaci e amministratori. Ci sarò anch'io. Perché Comunidades? Perché ovviamente c'è un riferimento al ruolo degli amministratori locali, che sono le persone diciamo più vicine proprio alle comunità, ai cittadini, alle persone che soffrono, e anche perché ci piace pensare che in un momento di questo così disastroso di crisi, di economia e di valori, per noi sia fondamentale ritornare veramente al valore delle comunità, quel valore inteso come condivisione, come capacità di cooperare, dove ciascuno insomma individualmente si assume la responsabilità della collettività e lavora per un progetto comune, perché la libertà non è uno spazio vuoto di responsabilità e ha bisogno di luoghi. Questo vuol dire che noi non vi stiamo chiedendo semplicemente la fiducia, ma vi stiamo chiedendo di fare qualcosa anche voi nel vostro piccolo per come potete, perché oggi non è più tempo di dare la delega in bianco a nessuno, neanche alle persone migliori. È il momento in cui ciascuno di noi deve sentire la responsabilità e sulle proprie spalle il peso di un'intera collettività, la nostra. Io penso che così come all'inizio, quando sono andata via dal partito che ho presieduto per 4 anni, avevo solo una certezza, che non volevo più stare lì, in quel posto, in quel partito, non volevo neanche più stare in uno schieramento come quello, perché era è il sistema che non va bene, è un sistema che bisogna cambiare. Oggi invece si è aggiunta un'altra certezza, e si è aggiunta questa certezza, cioè che sto dove devo stare e sto con le persone con cui voglio stare, e che non è soltanto la mia faccia che è cambiata, come dicono le persone che mi conoscono da molto tempo, ma io penso che con Michela Murgia, candidata alla presidenza della regione, noi cambieremo anche la faccia della Sardegna. Io sono Franco Contu e sono il segretario di Progress, che è la lista indipendentista che compone la coalizione di Sardegna, che è all'interno della coalizione di Sardegna Possibile. Il partito è giovane, ha solo 3 anni e gli attivisti, intanto è il simbolo del partito di proprietà degli attivisti, questo giusto per dire, e non siamo alla ricerca dell'ennesimo leader o di delegare l'ennesimo leader qualcosa, ma vogliamo in qualche modo, e consideriamo Michela, poi lo dirà meglio il nostro presidente, l'espressione, la persona che in qualche modo dovrà fare sintesi e coordinare al meglio le attività che metteremo in campo per la gestione e l'amministrazione della nostra terra. Volevo solo dirvi che sia prima che adesso sento che le persone che sono state qui oggi sono tutte animate dallo stesso sentimento, che è quello di profondo amore per la Sardegna, e che faremo di tutto per realizzare appunto questa Sardegna Possibile. E seguiteci, state vicino, perché non lo possiamo fare da soli, ma lo possiamo fare soltanto tutti insieme. Grazie. Io poi ho un sardo prima che sia un sardo poi pure. In italiano chiedo solo scusa a chi non dovesse capirmi, non si perderà molto e qualcun altro glielo spiegherà. Che sia un sardo poi è stato in che imparavo prima, imparavo a studiare italiano in scuola, mi costava, a che in sardo mi piaceva e non mi costava, fu naturale come te respirai, invece scrivere italiano. E tanto so, permettete che si respirai in sardo mentre sei noi. È difficile se spiegai su che siamo in 2 minuti e in sardo, perché santo imparare che in pubblico si studia italiano, le cose difficili si spiegano in italiano. Ma è vero, le cose difficili, fonti difficili in cada caso è lingua,
E le cose si possono spiegare in qualsiasi lingua. E tanto però fa con questa cosa. Progress è un partito giovane, è un partito fatto da giovani, di due mesi, samidissimo. E la differenza per umana, questi partiti italiani che conoscevo tutti, manco per me, è stata gusta. In tutti i partiti, mi capitava, mi convidava a entrare in questo partito. Ma questo partito mi piace poi, entra per cambiare dall'interno. Devo entrare in un luogo per cambiare dall'interno. Quando si entrava in Progress, mi pare che andava come te, manco per il momento, è giusto meglio. Un'altra battuta a vetti, che io avrò tempo si dovrà raccontare, poi te usciverà Michela Murgia come candidata, poi te usciverà e non si parte vero quando si andava a poi sapere finché che riusciamo a era cae, poi che sto verso il corpo e la persona che corpo quando la gente che ripete la cosa noi scinti ai cao non cae e non fate antacae si sforzano di fare con tutto su coro. Sicuro che succedeva da ci si deve spedire. Poi, te pazienza e fai tutto su che tocca da fare prima di candidata e agora di presidente della regione. E mi primo noi, perché sono sicuro che era di sempre meglio su che si arriva. In un clima così è facile che, visti dall'esterno, sembriamo una banda di ingenuoti che non hanno capito quanto è difficile quello che ci spetta. Non è così. Sappiamo perfettamente che le condizioni in cui si trova la Sardegna sono terribili. Lo sappiamo talmente bene che siamo convinti che o le decisioni per fermare questo declino si prendono adesso o probabilmente una gran parte di quelle decisioni non sarà più possibile prenderla fra 5 anni. Per cui sì, c'è affetto, c'è stima, ma c'è anche senso di responsabilità per quanto è difficile il compito che ci attende. Sappiamo anche di essere in parte inadeguati. Questa è l'accusa che maggiormente ci fanno. Io non sono competente, è per questo che ascolterò tutti. Tutti quelli che conoscono bene i problemi che vivono tutti i giorni, sono in grado di dare soluzioni. Sono persone che fino a questo momento sono state escluse dalla progettazione delle scelte politiche. Le persone sono state considerate problemi e la politica si è immaginata come la soluzione. Forse è il momento di ribaltare un pochino di posizioni. Le persone che stiamo incontrando in queste settimane, abbiamo 4 incontri al giorno in cui vediamo chiunque, vediamo portatori di interesse in agricoltura, pescatori, industriali, proprietari di caseifici, pastori che mungono alle 4 del mattino, incontriamo insegnanti, incontriamo librai. Stamattina 15 imprenditori a Cagliari mi hanno raccontato che cosa vuol dire un'edilizia ferma, che cosa vuol dire un settore turistico che ha avuto un calo esponenziale di presenze, che cosa vuol dire essere manager di un'industria di innovazione tecnologica e sopravvivere soltanto perché si è spostata la sede da un'altra parte, perché altrimenti la fiscalità ti ammazza, la burocrazia ti stende e non riesci a trovare un mercato in cui la tua intelligenza può avere un valore. Ascoltare queste persone ci sta sicuramente permettendo di mettere a fuoco maggiormente i problemi, ma ci sta permettendo anche di intravedere in loro la soluzione, perché hanno idee, perché sanno di cosa hanno bisogno e la prima cosa che ti dicono è che hanno provato anche a dirla a qualche politico, ma non sono stati ascoltati. Questa classe che in questo momento ci governa e che ama definirsi dirigente, ma in realtà è solo dominante, perché una classe dirigente è una classe che dirige e sa dove si sta andando. Questi non sanno dove stanno andando. Noi ci stiamo impegnando a costruire un soggetto forte che vada non a fare un atto di testimonianza, vada a governare l'isola. Perché sappiamo che o andiamo a governare l'isola non perché siamo migliori,
Questo non è che uno dice abbiamo un progetto migliore, no, abbiamo un progetto diverso che vuole mettere in discussione quelle che sono le ragioni di condizionamento, di dipendenza, di sudditanza nelle scelte strutturali, strategiche per la Sardegna. Trasporti, energia, istruzione, sanità, sono parole, è chiaro, tutti vogliono riformare queste cose, bisogna vedere come uno le vuole riformare. Noi ci siamo dati 100 obiettivi. 100 obiettivi da raggiungere in 5 anni di governo. Uno dice 100 obiettivi sono tanti, non sono tanti. Sono talmente tante le cose da fare che 100 obiettivi sono il minimo che uno si può mettere a pensare di fare. Come vogliamo ottenerli questi 100 obiettivi? Ve ne dico 5, così vi dico non soltanto quali obiettivi, ma anche quale aspetto di questi obiettivi è per noi centrale. Il primo di tutti è l'Agenzia Sarda delle Entrate. Dobbiamo reimpossessarci delle nostre tasse, dei nostri soldi. Quello è un passaggio fondamentale e molto rapido. Cioè non è una riforma che richiede anni di... Abbiamo raccolto le firme per una legge di iniziativa popolare che si trova ferma da 1 anno e mezzo in Consiglio regionale e quella legge non viene neanche discussa. A loro non interessa. Non interessa trattenere più di 1 miliardo di euro in Sardegna per fare i servizi che lo Stato italiano non fa. Prende le tasse e non restituisce in servizi. Il Sole 24 Ore, 1 anno e mezzo fa, pubblicò una ricerca in cui appariva che l'elenco delle regioni cosiddette virtuose. Tra queste regioni virtuose c'era la Sardegna, che aveva un credito pro capite di 700 euro, dice, perché paghiamo più tasse di quanti servizi riceviamo. Non significa solo che paghiamo uno sfracco di tasse, significa che non riceviamo alcun servizio, perché se andiamo in attivo vuol dire che non investono sul nostro territorio, quei soldi non tornano indietro, alla faccia di chi pensa che siamo mantenuti dalle risorse dello Stato italiano. Non funziona così. L'Agenzia Sarda delle Entrate è il primo passaggio, la seconda è il piano energetico. Il piano energetico significa che si deve scegliere in Sardegna quanta energia ci serve e come la vogliamo produrre e dove vogliamo che venga prodotta sull'isola. Non ci interessa investire sul carbone. Questo è proprio chiaro, ci dispiace per quelli che pensano che sia una grande risorsa del futuro, una straordinaria opportunità, hanno scritto gli amministratori di centrosinistra del Nord Sardegna, una incredibile opportunità, hanno scritto gli amministratori di centrodestra di Ottana. Non ci interessa, non è un'opportunità, di carbone si muore, non esiste il carbone verde, è che il ghiaccio bollente, come non esiste il ghiaccio bollente, sono parole con cui cercano di prenderci in giro. Non ci interessa uno sviluppo fatto su fonti fossili. Abbiamo ereditato sistemi di produzione di energia dal fossile, ma quei sistemi non sono il nostro futuro. Fare oggi un investimento di 600 milioni a Fiume Santo per un nuovo gruppo a carbone significa allungare di 25 anni la vita di una centrale che invece deve andare a esaurimento e rinunciare a investire la stessa cifra nella bonifica e nella progettazione di nuovi modi di produrre energia. Quindi su questo bisogna assumersi la responsabilità di dirlo. Chiunque dica che il futuro è nel carbone sta prendendo in giro le persone. Il terzo passaggio è una legge quadro per l'istruzione. La scuola è fondamentale. Formare le intelligenze, le persone, investire nel futuro delle nostre menti giovani, impedire che possano andarsene via perché non li abbiamo dotati di abbastanza strumenti critici per inventarsi il futuro qui. La modifica del capitolo quinto della Costituzione ci permette di fare questo, cioè non c'è bisogno di fare la rivoluzione. Io sono indipendentista e vorremmo interrompere tutte le dipendenze che ci riguardano, però non serve nemmeno essere indipendentisti per fare una riforma della scuola di questo tipo e richiamare l'autonomia di decisione sulla didattica e sull'organizzazione. Sarebbe sufficiente applicare le leggi che già esistono. Il nostro Consiglio regionale non è stato capace neanche di fare questo. Così ci ritroviamo con un'autonomia scolastica che potrebbe essere agita almeno al 30%, senza risorse e senza regole. Le scuole chiudono, i ragazzini abbandonano la scuola prima dell'obbligo e quelli che hanno un titolo di studio in mano se ne vanno altrove a qualificarsi. E noi perdiamo cervelli, risorse, intelligenze, futuro. Poi c'è il passaggio dei trasporti. Certo che i trasporti sono un problema, è da risolvere quanto prima, ma certamente non lo può risolvere
chi è convinto che la soluzione si possa ottenere sedendosi a tavola col ministro italiano, che è lo stesso ministro che ci ha fatto escludere dalla master plan delle autostrade del mare della pianificazione europea. Cioè nessuno ci ha rappresentati lì per dire ma noi veramente ci dovevamo essere. Ci hanno rimesso dentro all'ultimo minuto perché abbiamo protestato. Ma se non avessimo protestato, la Sardegna è una X in mezzo al mare per quanto riguarda gli interessi italiani. A noi servono le navi, a noi serve spostarci, a noi serve andare e venire, che siamo emigrati o che viviamo in Sardegna. E anche a chi sardo non è e viene qui in vacanza, serve venire qui a un biglietto unico, a una tariffa identica per tutti, perché questo significa rispettare un diritto. Significa anche che dobbiamo dotarci di mezzi e di strumenti di spostamento che siano o nostri o sotto il nostro controllo, non le 2 navette, cioè una cosa seria. Una cosa seria. Hanno fatto meglio 40 imprenditori del Nord Sardegna che non un consiglio regionale con in mano milioni e milioni di risorse per garantire ai sardi quel diritto. Quindi il piano trasporti per noi è essenziale. Sulla questione energetica dicevo prima, anche come la vogliamo produrre quell'energia. È vero che il carbone non ci interessa, però ci accusano di essere quelli del no. Non volete le pale, non volete i pannelli, noi li vogliamo le pale e i pannelli, ma con delle regole però. Senza piano energetico, chiunque si sveglia la mattina e dice mi affitto il terreno a quella ditta Y che mi mette la pala, mi vendo il terreno a quell'imprenditore indiano che mi mette i pannelli, mi dà 4 soldi e ho tappezzato una campagna sana per la produzione energetica, quando abbiamo 1/6 del territorio della Sardegna che non può più essere né abitato né coltivato, che potrebbe essere utilizzato per l'impianto impattante, perché non è inquinante ma è impattante, la produzione solare e eolica, e non viene utilizzato per quello. Quindi il piano ci serve anche per quello. Finché non avremo il piano, moratoria sulle trivellazioni, moratoria sull'ulteriore consumo di territorio per la produzione energetica. L'energia che abbiamo alla Sardegna basta e avanza, ne vendiamo. Non ci piace come viene prodotta. Non ci piace che la quota maggiore di quella produzione sia prodotta con inquinanti. Queste sono le scelte che vogliamo fare, assieme a tutte le altre 95 che seguono e che troverete sul sito sardegnapossibile.com, non ve le dico ora. Certamente questa è una dichiarazione di intenti. Ci siamo dati come modalità la costruzione di 30 modelli progettuali che possano essere applicati subito, che diano risultati entro 3 anni, con una serie di investimenti calibrati progetto per progetto che consentano il controllo dei risultati, che siano sostenibili per i fondi che abbiamo a disposizione, che da quest'anno, grazie al fatto che il Consiglio regionale uscente non ha speso tutti i soldi dell'Europa, dei fondi POR precedenti, ci hanno diminuito ulteriormente i finanziamenti dall'Europa. Certo, perché chi è che dà soldi a chi non è capace di spenderli? Noi quei soldi li vogliamo spendere tutti, perché ne vogliamo altri, perché ci servono, perché in quest'isola dobbiamo fare riforme. 30 microprogetti, replicabili, verificabili, sostenibili. Immaginatevi la Sardegna in 5 anni come una mappa luminosa dove alcune lucine sono verdi e sono i progetti che hanno funzionato, la sperimentazione sull'istruzione, sull'autonomia scolastica, la sperimentazione nell'agricoltura, la sperimentazione nella manifattura, la sperimentazione nella tecnologia, pallini verdi, quelli gialli ancora in sperimentazione al 2º, al 3° anno. E quelli rossi non hanno funzionato. Perché? Non hanno funzionato perché erano nel posto sbagliato? Non hanno funzionato perché li abbiamo progettati male? Ok, non li ripetiamo, gli altri sì però. Fra 5 anni sarà possibile vedere già il cambiamento, sarà possibile vedere già dove le scelte nell'isola stanno funzionando, senza attirare con l'investimento in massa di grossissimi capitali per grandi riforme e progettazioni integrate, senza attirare capitali criminali, perché anche questo è successo. Con le migliori intenzioni sono stati messi a correre milioni di euro e delle 18.000 domande che sono arrivate per la progettazione integrata, una parte erano di società neocostituite con sedi altrove, tutte nel meridione d'Italia. Questo non era stato considerato, perché la buona fede a volte ti porta anche a questo. Noi questo errore non lo vogliamo fare. Abbiamo guardato quello che hanno fatto quelli che ci hanno preceduto, mica è tutto da buttare.
Qualcosa è buono, qualcosa è valido. Se non è finito, lo miglioreremo. Tutto quello che non ci piace, lo faremo meglio. Non pensiamo che prima di noi non sia stato fatto nulla. Come vogliamo arrivare a fare tutte queste cose? Attraverso i processi partecipativi, prima e dopo le elezioni. Un processo partecipativo è un meccanismo di democrazia partecipata che coinvolge le persone nella determinazione delle scelte che li riguardano. Stiamo costruendo il programma in questo modo, non ci siamo chiusi in 5 in una stanza e abbiamo detto come risolviamo questo, come risolviamo questo. Siamo consapevoli di non poterlo fare. Anche se lo sapessimo fare, non lo dovremmo più fare così. Proprio perché quello che vogliamo fare è diverso. Stiamo andando a cercare le persone che hanno questi saperi, che hanno questi interessi, che da tempo studiano o che fanno in quegli ambiti e gli stiamo dicendo vieni a sederti con noi un giorno ti chiediamo. Quel giorno ci sediamo insieme e facciamo una cosa che si chiama tecnologia dello spazio aperto. Arriviamo alle 10 del mattino, ce ne andiamo quando abbiamo 10 proposte. Non è assemblearismo, perché in un'assemblea dove tutti parlano non si combina nulla. È una tecnica che permette durante la giornata di scremare tutte le soluzioni che non interessano e portare avanti quelle che invece rappresentano la sensibilità di più persone all'interno. Alla fine di una giornata tu hai 6, 7, 10 idee che ti permettono come politico di fare una progettazione che sia davvero vicina ai bisogni delle persone. Ci vuole più tempo, questo sì, ci vogliono anche più soldi e noi siamo quelli che nell'arco politico ne abbiamo meno di tutti. Qui avvisi di garanzia non ne arriveranno. Però è anche vero che quello che noi chiamiamo processo partecipativo, gli altri lo chiamano perdita di tempo e noi siamo convinti che se la politica in passato avesse speso un po' più di tempo ad ascoltare le persone, in questo momento non ci sarebbe questo disamore, non ci sarebbe il 40% degli elettori che non va a votare, che non è che è diventato analfabeta, non è che non sa più fare una X su una scheda, non si fida più. E quelli sono voti di persone libere, Non sono voti che nessun politico è riuscito a comprare con una clientela. Sono voti di uno che ha detto: senti, a me non mi conviene, io me ne sto a casa, piuttosto che me ne sto a casa e non ti voto. Noi quella gente dobbiamo riuscire a riportare dentro la politica, non dentro l'apparato burocratico, non dentro la visione degli interessi, non dentro la spartizione delle poltrone. Nella politica, perché la politica ci riguarda, la politica determina i nostri destini. Pensare che oggi 4 sardi su 10 pensano che i propri destini non possono più essere determinati col loro contributo, per noi è una sconfitta antropologica, prima ancora che politica. Se alla fine davvero di questo percorso noi saremo riusciti a convincere uno che non votava a tornare a votare, quello è già un risultato, lo possiamo mettere al 101esimo obiettivo, uno in più di quella lista, però c'è anche tutto il resto da fare, non stiamo andando a fare testimonianza, vogliamo vincere. Siamo così sicuri che ci sia una possibilità di farlo, ce lo dice la paura degli altri, ce lo dice il fatto che provano a delegittimarci, ce lo dice il fatto che sono preoccupati che davvero queste cose possano trovare il consenso delle persone, perché lo sanno cosa, non è che hanno paura di noi, hanno paura dei loro stessi elettori, perché lo sanno quante volte li hanno presi in giro. Questo per noi è un momento prezioso, è un momento preziosissimo per la Sardegna, un momento in cui è possibile provare a girare la levetta in un'altra direzione, cominciando a spostare il baricentro delle decisioni un po' più vicino a noi, che ne viviamo le conseguenze di quelle decisioni. Quindi sì, siamo contenti, ci vogliamo bene, ci fidiamo gli uni degli altri, non siamo divisi, non abbiamo bisogno di primarie, perché per noi non è centrale chi porta la bandiera, è centrale quello che c'è dietro e il programma che difendiamo. Però allo stesso tempo siamo consapevoli che lo sforzo da fare è difficile e che ci serve una grandissima mano. Per cui se c'è qualcuno qui stasera che ha intenzione di, come dire, sostenere questo percorso, sappia che può farlo. Le liste non sono chiuse, i programmi non sono definiti, c'è ancora bisogno e la campagna elettorale è lunga, non è una scatola chiusa. È un bicchiere trasparente, si può bere tutti e quello che c'è dentro si vede, non ci stiamo nascondendo. Quindi io vi ringrazio di essere venuti qui stasera, vedo proprio
avete aspettato finora, quindi ritengo che siate anche molto motivati. Vi ringraziamo tutti e 5, con noi vi ringraziano le persone che sono dietro di noi, i gruppi di volontari che stanno già lavorando sui territori, credo che ci vedrete spesso nei vostri paesi a parlare di problemi e di soluzioni, che sono le uniche 2 cose che ci interessano. Per noi questo è la politica. Grazie. Questo signore si chiama Filippo Scalas, è il sindaco di Nuraki ed è il responsabile dei gruppi di volontari che sul territorio stanno organizzando gli incontri e stanno coordinando l'attività delle persone che stanno sostenendo il cammino di Sardegna Possibile. Credo che dirà lui cosa fa. Avevo detto, non avrei parlato dopo Michela, però dico semplicemente 2 parole. Stiamo iniziando questo percorso, lo facciamo con grande voglia perché crediamo che questo sia il momento propizio, sia il momento giusto. Lo facciamo con la consapevolezza di, lo diceva Michela, di essere persone che vanno avanti autofinanziandosi con le iniziative. I gruppi di azione politica sono sostanzialmente questo, persone che partono dal basso e creano un sistema all'interno delle realtà per portare avanti le iniziative di Sardegna Possibile. Lo facciamo con un atteggiamento che è quello, lo dirò in 2 parole, quello di essere sostanzialmente liberi nelle proposte, nel non cadere nelle logiche della vecchia politica, che è quella insomma del legittimarsi a vicenda. Noi andremo a proporre i nostri programmi e sostanzialmente lo andiamo a fare con un'ottica di ascolto, mai presuntuosa, mai saccente, e soprattutto in un'ottica che cerca di ridare alla Sardegna la possibilità che in questo momento è stata tolta in tutti questi anni. Lo facciamo convinti che è un momento propizio, ripeto, dove bisogna dare tutto per dare il massimo del consenso. Non possiamo permetterci, lo dicevo prima, di essere politicamente irrilevanti proprio in questo momento. Lo dobbiamo alla Sardegna, lo dobbiamo anche alle generazioni future. Grazie. Grazie a voi di esservi trattenuti fino a quest'ora. Gesù Torrabi. Grazie.